ancora la bellissima tomba di Corongiù 1, perché più avanti c'è un'altra tomba che si chiama sempre Corongiù 2, masso unico. E ora, meraviglia della meraviglia. Entriamo. Eccola qua. La tomba ha delle iscrizioni. Questo è il secondo vano. Ecco qua. Corna di toro. Qua ce n'è un'altra. Qua un'altra ancora. E ci sono dei residui di ocra qua. Questo è l'interno. Là si vede lo spazio per la deposizione dello scheletro, degli scheletri. C'è una piccolissima felce dentro, bellissima. Ecco qua. Meraviglia delle meraviglie. Ecco, questa è la parte superiore